Manca un mesetto all'estate, la prova costume diventa uno stress. Io sono in compagnia di 2 personal trainer che ci spiegheranno come migliorare il nostro aspetto, anche se in poco tempo, un mese, non è il massimo, però insomma cercheremo di fare alquanto meglio, no? Sono in compagnia di... Io sono Fabrizio Di Donè, ho allenato la nazionale di canoa per 12 anni, partecipato alle Olimpiadi di Pechino e di Londra ed ora lavoro in una struttura privata, uno studio di personal trainer qui a Udine. E? Io sono Shelly, sono un'insegnante di Pilates e GAG e lavoro anche in uno studio a Udine di personal trainer. So che un mese è poco, a parte che comunque anche un po' di alimentazione ci vuole. Senz'altro il mio consiglio è sempre quello di rivolgersi a dei professionisti del settore, un dietologo, un dietista, che possano formulare il miglior piano alimentare possibile al cliente. E senz'altro affidarsi a dei professionisti anche per quanto riguarda l'allenamento, perché alimentazione e attività fisica sono le regole per riuscire a superare la fatidica prova costume. So che comunque un mese è poco, ci vorrebbero almeno quanto? Quanto non è il quantificabile il tempo. Senz'altro dei mesi di lavoro in palestra e associato ad una dieta bilanciata aiutano a superare la fatica. A migliorare il fisico, a migliorare, insomma, esatto. Partiamo col primo esercizio del circuit training, piedi ben appoggiati a terra, un crunch classico, mani dietro la testa e solleviamo le spalle leggermente. Ok, e giù. Molto bene, lo ripetiamo per 15 volte. Il secondo esercizio proposto nel circuit training, andiamo a sviluppare i pettorali, piedi leggermente divaricati, bacino in retroversione e mani che possono essere appoggiate tranquillamente a un tavolo di casa. Quindi scendiamo, esatto, e spingiamo. Anche per questo esercizio manteniamo le 15 ripetizioni. Nel terzo esercizio proposto andiamo a lavorare con le gambe, ok? Quindi piedi leggermente più larghi delle spalle, punte dei piedi leggermente aperte, ok? Possiamo mantenere in mano questa Fluiball da 3 kg, a casa si può utilizzare anche una bottiglia d'acqua o qualsiasi peso si voglia utilizzare. Scendiamo mantenendo molto bene il bacino in antiversione il più possibile. Anche per questo esercizio manteniamo le 15 ripetizioni. Per il quarto esercizio del circuit training andiamo a lavorare sui muscoli dorsali, quindi della schiena, il piede sinistro leggermente avanti, quello destro leggermente dietro, la posizione è corretta, il bacino in antiversione e andiamo a sollevare il manubrio. Molto bene, anche questo manteniamo le 15 ripetizioni. Chiaramente a casa sempre si può utilizzare una bottiglia riempita d'acqua in base al peso che si vuole ottenere. Il gomito salendo passa vicino al bacino, molto bene.